Il museo è gestito dal reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto e oggi inauguriamo un nuovo spazio espositivo dedicato alla riproduzione di un altro ipogeo. Perché questo? Perché intanto il reparto gestisce la riserva ipogea del Bus della Genziana, che è l'unica grotta italiana a essere classificata come riserva naturale dello Stato. È una grotta di oltre 10 km di sviluppo, scoperta negli anni 60, e quest'anno abbiamo voluto riprodurre un altro ipogeo all'interno del quale nel 2014 lo speleologo Pomponi ha scoperto uno scheletro di orso di oltre 1000 anni che poi ha voluto donare al reparto.